Sono saliti a 32 i casi di contagio da coronavirus in Veneto. Il nuovo bollettino è stato diffuso dall'unità di crisi della regione. Nel dettaglio 24 riguardano il cluster di Vo sui Colli Euganei, considerato il principale focolaio della regione. 10 sono ricoverati all'ospedale di Padova, 8 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Un deceduto, Adriano Trevisan, la prima vittima italiana, e infine 13 non sono ricoverati e si trovano nelle proprie abitazioni. Per quanto riguarda i nuovi casi di Venezia, centro storico, sono saliti a 4. 3 anziani ottantenni ricoverati all'ospedale civile, 2 in terapia intensiva e 1 in malattie infettive, e un contagiato che rimane nel proprio domicilio. Infine il cluster di Milano, dove un paziente 67enne è transitato prima di essere ricoverato in terapia intensiva a Padova, e poi i 3 operatori sanitari dell'ospedale milanese che non sono ricoverati. Nella sostanza, oltre a 2 casi in più su Venezia, ad aumentare sono soprattutto sui Colli Euganei e a Vo. Oggi infatti tutti gli abitanti si sono recati nella locale scuola materna, dove è stato allestito un ambulatorio per eseguire il tampone. In un primo momento ne erano disponibili un numero insufficiente, poi sono arrivati altri quantitativi. E proprio un sessantenne che frequentava un bar di Vo, ma residente nel vicino comune vicentino di Albettone, potrebbe essere il paziente zero. Stamattina ha chiamato la farmacia del sindaco per comunicare i sintomi dell'influenza e soprattutto per segnalare che recentemente è stato a Codogno, nel Lodigiano, per presentare un suo libro sull'agricoltura biologica. Attualmente si trova ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza per essere sottoposto al test. Non è ancora stato accertato se è positivo al coronavirus.